Da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. A te la linea. Grazie il caro Lawrence, alle 9:47 e 53 secondi, Antonino Danna al microfono con voi. Questa è la Scuola di Magia. Prima avete ascoltato Carly Simon, Nobody Does It Better, nessuno lo fa meglio, anno di grazia 1977, da James Bond, la spia che mi amava, con Roger Moore. E noi abbiamo il nostro Roger Moore, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. E allora, senatore, ma che è successo? È andato fuori tema. Stamattina sulla Verità c'era appunto questo titolo sul ritiro del suo emendamento sui vaccini, perché non era materia conforme all'ordine del giorno, mi pare di capire. Qual è stata la motivazione? Allora adesso spieghiamo per bene, perché qua c'è a quanto pare, ma un po' lo capisco, cioè è abbastanza difficile dall'esterno sapere come sono le procedure all'interno delle commissioni parlamentari, perché Sì. le commissioni parlamentari sono ancora un oggetto un po' oscuro. Tant'è vero che quando tutti grillini nell'animo o nel cuore, no? Che quelli che vanno o che credono che il lavoro del parlamentare sia i voti che fanno in aula, no? Voi lo sapete che ogni tanto salta fuori qualche grillino, criptogrillino, che per delegittimare il lavoro del parlamentare, cose di questo tipo, che è, diciamo, l'essenziale dell'attività politica del Movimento 5 Stelle, vale a dire togliere autorevolezza ai rappresentanti dei cittadini in modo tale che i poteri forti possano fare indisturbati tutto quello che vogliono, si inventano, questo è stato assente o presente o cose di questo tipo su 100 votazioni, 200 votazioni o quello che è. In realtà la situazione è un po' diversa una volta che uno entra nel palazzo e vede come funziona, perché quello che succede in aula ormai è già deciso. Cioè, quando si arriva in aula è perché tutti gli accordi su come devono essere scritte, fatte, cambiate le leggi sono già stati presi, e a quel punto c'è soltanto la votazione che ha un unico scopo: verificare la maggioranza o l'opposizione.
Poi se la maggioranza c'è per 40 voti o per 400, così dico, non cambia niente, cioè l'essenziale è che ce ne sia almeno uno in più della maggioranza rispetto all'opposizione, ma per il resto non si cambia mai idea in aula, cioè non c'è una vera discussione a seguito della quale si cambia idea su una cosa che ormai è già stata decisa. Tutto il lavoro per la riscrittura delle leggi, aggiunta di emendamenti, aggiunta di argomenti, cambi, modifiche, così questo tipo viene fatto in commissione. La maggior parte dove i voti non vengono registrati, peraltro, no? E invece se ne fanno migliaia. Viene registrato esclusivamente la presenza di una maggioranza a favore o contro quello di cui viene discusso. Cosa succede? Che il motivo forse per cui non si sa che cosa succede in discussione o simile è che non c'è la ripresa video. Sì. E meno male che non c'è, mi verrebbe da dire. Perché da una parte si può dire che si perdono informazioni all'esterno, che però in ogni caso sono diciamo sempre rinvenibili con i resoconti, quindi ci sono i resoconti di ogni seduta dove c'è una specie di riassunto, ma insomma anche abbastanza dettagliato di quello che si è detto e si è fatto. Però è evidente che l'attività della Commissione è molto di compromesso, cioè vale a dire ci si parla fra commissari, no? Anche in modo informale e così via, e alla fine poi si arriva alle decisioni. Quindi diciamo mal si presta come argomento alla verbalizzazione o alla trasmissione tale per cui parla uno e tutti gli altri ascoltano e poi vediamo come succede in aula. La procedura, e quindi diciamo che le procedure che vengono utilizzate nelle commissioni sono poco conosciute. Io sono stato presidente di commissione, teletrasportato in un ruolo molto importante senza avere particolare esperienza nella legislatura scorsa pazza, no? Quella del 2018, quando si iniziò con il governo giallo-verde. In quel caso io venni nominato presidente della commissione bilancio, che oltretutto è probabilmente la più importante di tutto il Parlamento, perché deve dare l'ok a tutti i provvedimenti di legge. Questo per un motivo semplice. Supponiamo che arriva la commissione, che ne so, ambiente, e dice ci vogliono 50 depuratori, bravo, bella idea, no, io ne farei 700 così l'acqua è più pulita, caspita, giusto, facciamo di più. Quanti sono i comuni italiani? 8.000, no, facciamo 8.000. Allora arriva una bella proposta di legge che ogni comune deve avere un depuratore, no, e similari, però tante volte nelle commissioni di merito si dimenticano questo piccolo dettaglio, no, del chi paga, no? Allora cosa succede? Poi arrivano in commissione bilancio e uno dice ecco, dov'è la copertura finanziaria per queste cose qua? Non c'è, e allora viene preso e viene rimandato al mittente, senza entrare nel merito, cioè non discute la commissione bilancio se è giusto, sbagliato, auspicabile, o se c'è una maggioranza a favore o contro, no, del provvedimento in sé. Si guarda esclusivamente se ci sono i soldini. Questo procedimento utilizzato dalla Commissione Bilancio per decidere o meno, no, se un emendamento può essere ammissibile, viene riportato, diciamo così, in tutte le commissioni per quello che riguarda l'ammissibilità. Perché? Perché prima di iniziare la discussione il presidente di commissione valuta a suo insindacabile giudizio, o meglio, non è proprio insindacabile, al Senato è insindacabile. Questo ve lo dico perché, avendo ormai fatto sia Camera che Senato, ho scoperto che ci sono anche delle differenze che non immaginavo prima di sedere in tutti e due i rami del Parlamento fra una Camera e l'altra. Al Senato è indiscutibile l'opinione del Presidente.
alla Camera è appellabile al Presidente della Camera. Quindi se uno non è d'accordo su quello che ha detto il Presidente di Commissione, si può fare ricorso al Presidente della Camera. In certi casi l'avevano fatto e ovviamente, essendo che c'era Fico, Presidente della Camera, che mi odiava, spesso e volentieri cambiava il giudizio. Però quello che fa il Presidente di Commissione prima dell'esame di qualsiasi provvedimento è decidere cosa sono gli emendamenti ammissibili o meno. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli emendamenti che vengono previsti per un qualsiasi dei provvedimenti che sono ogni giorno trattati in tutte le commissioni della Camera e del Senato devono essere attinenti all'argomento in oggetto, no? da parte del decreto. Se non è attinente, il Presidente lo dichiara inammissibile e quindi quell'emendamento lì non viene neanche discusso, non si sente l'opinione, ecco, diciamo così, di maggioranza e opposizione su quell'emendamento, viene tolto dal fascicolo. Che uno potrebbe obiettare: Borghi, vedi, tu hai inserito il tuo emendamento sul cancellare l'obbligo vaccinale, insomma la famosa legge Lorenzin, all'interno di un decreto liste d'attesa e quindi non sai come bisogna fare perché in realtà hai visto che te l'hanno bocciato e quindi non so, è stata un'imperizia tua, no? O cose di questo tipo. Ma allora, non è così, e ve lo dico appunto da uno che la materia la conosce perché è stato Presidente di Commissione. In realtà non è possibile sapere prima o ex ante cosa sarà il perimetro scelto dal Presidente. Perché? Il Presidente può, per motivi suoi, e in certi casi per comodità, e adesso poi andremo anche a vedere cos'è che sono le procedure che vengono utilizzate, decidere o un perimetro largo o un perimetro molto stretto. Perimetro molto stretto cosa significa? Decreto liste d'attesa, benissimo, si parla di liste d'attesa, qualsiasi altra cosa che è al di fuori dalle liste d'attesa lo considero inammissibile, che è quello che è stato fatto in questa situazione. Oppure, perimetro largo, decreto liste d'attesa è un provvedimento che attiene alla sanità, per cui tutti gli emendamenti che parlano di sanità sono ammissibili. Viceversa, è quasi certamente inammissibile, anche lì ogni tanto ci sono stati degli appigli così di questo tipo, un emendamento che parla di ferrovie. Quindi è un emendamento che parla di liste d'attesa e quindi se faccio il largo perimetro dico che tutto quello che riguarda la sanità è ammissibile. Se dico che faccio un emendamento per che ne so, fare una nuova ferrovia in Molise, a quel punto viene dichiarato inammissibile perché ovviamente non c'entra nulla, no, con l'argomento, né con l'argomento diciamo specifico del decreto, né con il tema in generale, no, di cui si sta discutendo. Come potete immaginare, ogni tanto ci sono delle discussioni assolutamente feroci con vari decreti che vengono cosiddetti definiti omnibus, cioè cose urgenti da fare e c'è dentro un po' di tutto, no? Tipico diciamo argomento che rientra in questa definizione è il famigerato decreto 1000 proroghe. Ogni anno lo sentite, no? Quindi il decreto 1000 proroghe dove tutte le varie cose che sono in scadenza oppure che hanno un periodo definito, no, dal punto di vista della legge e quindi è in fase di e non si sa se prolungare o meno, a quel punto si mette dentro tutto e può essere, che ne so, proroga dei provvedimenti momentanei per il super bonus, piuttosto che per la coltivazione dei campi, piuttosto che per la sanità, e allora a quel punto c'è dentro veramente un po' di tutto. E lì ho visto delle cose non maglie larghe, iper larghe, no? Perché a quel punto uno praticamente scrive l'emendamento sulla qualunque e gli dice
al fine di prorogare l'efficacia di Antonino Danna come conduttore alla cosa, a quel punto bisogna dargli una poltrona più comoda, no? Capite che non c'entra molto come mille proroghe, ma cioè adesso davvero io ho visto scrivere degli emendamenti di questo tipo e che venivano anche dati buoni. Quindi è del tutto diciamo impossibile sapere prima che cosa è stato scelto. In questo caso, visto che il decreto, come chi ha visto o chi si interessa della materia, è risultato problematico già direttamente con gli articoli che c'erano scritti senza dover andare a guardare gli emendamenti, perché andava a confliggere con la conferenza Stato-Regioni e così via. A quel punto, diciamo, se vogliamo essere buoni, il Presidente ha detto qua è già un argomento molto complicato in sé per sé ed è in scadenza perché in aula doveva andarci oggi e non ci andrà proprio perché si stanno litigando. Se ci metto dentro anche i vaccini e cose di questo tipo non andiamo a casa più. Allora decido di mettere diciamo, un perimetro restrittivo così che si discutano di meno emendamenti possibile. Ed è quello che è stato fatto. Se invece vogliamo essere un po' diciamo maliziosi, come ogni tanto ci capita di essere, uno può dire l'argomento era spinoso, essendo che l'argomento è spinoso, allora che facciamo? Lo portiamo in aula così poi dopo rischiamo che ci scanniamo? Oppure o magari noi stessi di partito di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia, siamo magari un po' in difficoltà a parlare di questo argomento perché anche fra di noi ci sono gente molto a favore e gente molto contro, e quindi vengono fuori delle conseguenze che non vogliamo avere, e allora facciamo così, guarda, prima ancora di andare a discuterne lo dichiariamo inammissibile e ciao, è quello che è successo. Tu dovrai fare il jingle, credo. Esatto, 30 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci, le 10:03. In questo momento la scuola di magia con il senatore Claudio Borghi, 029294 7222, se volete intervenire e dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete inviare le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliasi. Senatore, quindi allora questo emendamento come torna? Ma questo emendamento torna nel senso che io lo ripresenterò quando ci saranno altri provvedimenti che riguardano la salute. E a quel punto potrebbe essere che invece avrà maggior fortuna. Perché? Perché a me interessa, personalmente io sono a favore ovviamente di cancellare questa legge, no? E lo presento volentieri, ma paradossalmente è anche abbastanza irrilevante quello che penso io. In realtà ci sono tante persone che ci hanno votato, che ci seguono e così via, che pensano che questa cosa sia molto importante. Ed è una cosa che devo a loro. Io sono ovviamente un rappresentante dei cittadini, cioè il rappresentante dei cittadini sì, ha le sue idee, in questo caso coincidono, per cui dal mio punto di vista lo faccio abbastanza volentieri, ma in generale dovrebbe portare avanti le istanze dei cittadini che l'hanno votato. E quindi io glielo devo, non so se è chiaro come impostazione. Io Certo. arriverò a un certo punto a un momento in cui ci sarà una votazione, e a quel punto sarà il momento che tutti aspettano, cioè vale a dire dove si vedrà bene chi è a favore, chi è contro questa cosa, così anche tutte le varie associazioni che da tempo si battono contro gli obblighi vaccinali e così via sapranno anche da chi andare per
per cercare di portare i loro argomenti, perché qua c'è un sacco di gente che fa il pesce in barile. Il punto dovrebbe essere abbastanza semplice. Anche nel nostro partito c'è qualcuno che su questo argomento tende a star zitto, perché si ricorda del casino che è venuto fuori ai tempi del vaccino Covid, no? E così via, che c'erano state delle divisioni anche gravi, perché per esempio chi veniva da regioni che erano state particolarmente colpite dalla prima ondata del Covid, a quel punto diceva: ma voi siete pazzi, a me è morto il nonno, è morta la mamma, no? Così, questo tipo per il Covid, e voi come fate a dire che non va bene il vaccino, no? O similari. Cioè, e dall'altra parte invece chi diceva: ma guardate che non ci sono dati, non ci sono non c'è sperimentazione. Come fai tu a prendere e iniettare un qualcosa che non ha sperimentazione, oltretutto con una tecnologia nuova, questa che modifica il DNA, no? Direttamente, senza immaginarsi che potrebbe avere delle conseguenze magari a lungo termine, no? O similari, ma poi come potete immaginare che una cosa del genere possa essere fatta a cuor leggero, e soprattutto poi c'erano, insomma, magari quelli anche come me, che vedevano che ai tempi del Covid quella malattia, in particolar modo Covid prime varianti, quelle più pericolose, diciamo così, era una malattia che colpiva soprattutto gli anziani. I giovani non ne avevano praticamente conseguenze, e allora a quel punto diceva: ma è assurdo cercare di obbligare i giovani a fare un vaccino appunto sperimentale come era quello, tenuto presente che non hanno conseguenze dalla malattia, quindi tu li esponi a un rischio ignoto a fronte di nessun rischio presente, e mi sembra una pazzia, no? Eppure e lì si è dovuto anche combattere contro quelli del PD che invece volevano obbligo del vaccino per tutti, bambini compresi. È stato un argomento che aveva molto diviso, aveva molto fatto venire fuori veramente delle posizioni molto radicali, insomma, da tutte e due le parti, e quindi allora, per timore degli argomenti divisivi, no, c'è tanta gente che sta zitta. Ora, in realtà, insomma, il nostro partito una posizione, un merito ce l'ha, cioè, vale a dire, non è che la legge Lorenzin si è votata da sola. Legge Lorenzin è stata portata in Parlamento nel 2017 e l'avevano a onor del vero votata quasi tutti, ma non aveva votato contro la Lega, aveva votato contro il Movimento 5 Stelle all'epoca. Quindi ci sono tranquillamente agli atti il voto contro compatto, con degli argomenti portati all'epoca dal nostro senatore Arrigoni, molto mi verrebbe da dire informati, perché adesso sono tutti vaccinisti dopo il periodo del Covid. All'epoca era un argomento molto più di nicchia, e il senatore Arrigoni, che aveva evidentemente condotto la discussione, basta andare a vedere i verbali, aveva portato delle argomentazioni assolutamente, dal mio punto di vista, inoppugnabili contro l'obbligo vaccinale, che rispecchiano buona parte della letteratura scientifica e del consenso internazionale, perché non dimentichiamo, come mi è toccato fare in questi giorni, rispondendo a pazzie che vedevo scritte su diversi giornali, no, da una parte e dall'altra, che non è una questione di essere terrapiattisti o similari. In giro per il mondo gli obblighi non ci sono. Senatore, c'è una telefonata intanto, la prendiamo. Pronto, chi è là? Certo. Sì, buongiorno, parla una persona che per quello che riguarda dovrebbe già essere morta, perché io dovevo morire e far morire, come ha annunciato Urbi e Torbi, quello che voi avete sostenuto. Allora, io parlo
dico questo, sappiamo che la legge Lorenzini è stata fatta da quando la Lorenzini è andata in America a prendere ordini da Obama, eccetera, e ha venduto, come tanti nostri politici, compreso il capo dello Stato, ha venduto l'Italia come cavia. Allora, noi siamo il paese cavia. Allora, io purtroppo sto vedendo tantissime persone che a causa di questi sperimentali micidiali, sappiamo tutti che l'obiettivo dell'elite è quello di dimezzare la popolazione mondiale, e io sto vedendo purtroppo anche amici dei miei figli che dopo 2 o 3 dosi, io mi sono emozionata, scusatemi perché la cosa mi tocca parecchio, hanno dei ragazzi di 20-30 anni, che senza nessun tipo di problema avevano prima, hanno problemi al cuore, gli si gonfiano le gambe, non riescono a camminare, se non dopo 3 ore devono tornare a casa, gente che muore all'improvviso. Voi avete sostenuto uno sterminio, un genocidio da parte di queste elite sataniste che hanno come obiettivo quello fra i tanti, quello di sterminare e con i sieri e con altri sistemi. E poi c'era anche la marmotta che incartava la cioccolata, signora. Grazie, buona giornata, la saluto. Io sono disponibile a qualunque dibattito e confronto, però che qua dobbiamo sostenere che bisognava dimezzare la popolazione, che sono satanisti, che moriremo tutti. Ora, per favore, cerchiamo. Sì, Poi, tra l'altro, rendo da 4 conto, ma anni la sento soprattutto parlare vediamo- soltanto di queste in questi termini, anche basta. Chiedo No, scusa, senatore, no, però se dobbiamo fare una ma prego. conversazione la facciamo almeno in maniera sufficientemente seria, anziché parlare di satanismo e di altri discorsi che sono cose un pochettino più trascendenti, mi perdoni. Ma vede, a me va anche bene se uno mi parla di satanismo, poi dopo non sono particolarmente informato sul tema, se devo dire, ma va bene. Non mi piace quando dice voi siete responsabili noi non siamo responsabili di un cazzo, scusate, nel senso che quello che abbiamo fatto durante il governo Draghi è stato soltanto cercare di contenere chi invece cercava di mettere obblighi vaccinali da tutte le parti. Noi abbiamo, e lo posso dire perché ero lì io, abbiamo votato contro gli obblighi vaccinali da tutte le parti. Allora a un certo punto quando l'unica cosa che vabbè poi la gente ci rimprovera, ma quello può anche essere sta la gente che chi era diciamo del tutto contro queste cose ci rimprovera, è che dice vabbè dovevate a quel punto, visto che non funzionava, dovevate uscire dal governo. Ho capito, però lì purtroppo c'è stata una scelta che diceva noi dobbiamo stare dentro per cercare di limitare i danni. A quel punto si discute fino a che si può, ci si mette di traverso finché si può per cercare di limitare le cose, e in molti casi ci si è riusciti, vedi per esempio robe tipo catasto o similari, e quindi l'intento era rimanere dentro finché non ci fosse stata la possibilità di tirare giù il drago. E quello l'abbiamo fatto alla prima possibilità utile, però cioè dire ogni volta che non si riusciva a limitare i danni si usciva dal governo, è una cosa che si era deciso di non fare. Siamo stati anche puniti dal punto di vista elettorale da chi invece pensava che essere duri, puri e spolgoranti sarebbe stata la soluzione migliore. Ho capito, infatti vedi bene che anche adesso siamo invece un pochettino più precisi nel dire, per esempio, zero von der Leyen o similari, qualsiasi cosa ci dica, o qualsiasi cosa uno possa dire di essere conveniente stare dalla sua parte, perché così facendo magari otteniamo dei migliori commissari o cose di questo tipo. Noi siamo per il no e basta, e questa posizione deriva anche da aver capito che certe posizioni tattiche magari in molti casi, seppur efficaci, non vengono comprese. Quindi ecco, insomma, però dire che noi siamo responsabili del genocidio del mondo, ecco, questo tipo mi sembra oggettivamente. Sì, ma poi anche quest'uso e abuso della parola genocidio è una parola che gronda troppo dolore, troppa storia e troppo dramma per poterlo usare in questo modo. Quindi sa, senatore, quando qualcuno chiama e se ne esce così, diciamo che io
qualche scrupolo me lo faccio, ecco. Ma sì, capisco, però ecco, a me diciamo dà lievemente fastidio, ecco, nella rubrica di uno dei pochi che poi ha sempre votato contro, anche durante il governo Draghi, ecco. Cioè, io ho votato contro l'obbligo vaccinale, Green Pass e compagnia bella, anche per il lavoro, tanto per dire, quando a un certo punto c'è stato secondo me il momento di più grande annebbiamento mentale del Parlamento, no? che arrivare a mettere un passo per il diritto di lavorare che dovrebbe essere, insomma, travolgere l'articolo 1 della Costituzione, mi sembra un atto abbastanza aggressivo. Eravamo in 33 a votare contro, su 630 tutti gli altri hanno votato a favore, per cui ecco, però dato che c'è la rubrica di uno dei 33 che hanno votato contro, arrivare lì e darmi responsabilità di qualcosa mi sembra un po' gratuito, però succede, insomma. Se ci sono però altre domande o cose le sento Certamente. però si devono Senatore, le volevo domande, dire ecco. questo: oggi si apre la legislatura all'Europarlamento. Il gruppo dei Patrioti è il terzo gruppo per entità, stiamo parlando di 87 eurodeputati. 2 sono le cose che risaltano agli occhi. Una è questa idea che si voglia creare un cordone sanitario attorno a Orbán e ai patrioti. E questo io lo trovo francamente disgustoso, visto e considerato che i risultati delle urne erano molto chiari ed erano dei risultati che andavano a destra e non con i soliti attori del solito teatrino. Per cui riavremo la Metsola alla guida dell'Europarlamento, la von der Leyen alla guida dell'Eurocommissione e così via. La seconda cosa, scoppia la polemica all'interno del gruppo dei Patrioti, perché praticamente stamattina scrive La Stampa in prima pagina che Bardellà non vuole Vannacci ritenendolo un omofobo. Che sta succedendo secondo lei? Lei come la vede? Ma dunque, sul fatto che vogliano fare un cordone sanitario intorno ai patrioti, a me va benissimo, se devo dire, perché tanto è un ottimo sistema per andare a finire male, perché anche in questo caso davanti agli elettori almeno si chiariscono determinate cose. Cioè, quando tanta gente ha diciamo votato per partiti del PPE, nel caso italiano Forza Italia, no? Dicendo noi vogliamo portare lo stesso schema della maggioranza italiana in Unione Europea, e poi finiscono il secondo dopo in maggioranza con socialisti, addirittura con i Verdi, dal mio punto di vista c'è stato un inganno dell'elettorato. E quanto più diciamo salgono i consensi per le forze euroscettiche, eurocritiche, no? Perché al momento i gruppi euroscettici rischiano di essere 3, ci sarà quello più grande che sarà quello dei patrioti, poi ci sarà il vecchio gruppo, quello dei conservatori, quello dove c'è Fratelli d'Italia, e poi forse ci sarà un gruppino piccolo dei sovranisti, no? Quello dove ci sono quelli, soprattutto quelli alternativi für Deutschland. Diciamo, se mettendo assieme tutti questi 3 gruppi si fosse potuto fare il primo gruppo del Parlamento europeo, a quel punto sarebbe stato un delitto non farlo, perché a quel punto sarebbe obbligatorio prendere e far fare un tentativo a un rappresentante di questo gruppo, cioè capire che insomma pare che il primo gruppo del Parlamento europeo è euroscettico, sarebbe una cosa sismica. Purtroppo per pochi voti, e qui continuo a dire ogni elezione, quelli che dicono sto a casa, che tanto non cambia niente, ma gli possino, invece no, perché per pochi voti questa possibilità, quindi allora tanto vale che ci possano anche essere 2 gruppi separati, niente di male, basta che votino dalla stessa parte quando ci sono le votazioni che contano. Però il punto è abbastanza semplice, che se man mano che crescono i voti per le forze eurocritiche, se gli altri si asserragliano mettendosi assieme, pseudodestra, pseudosinistra, pseudoverdi, no? E così via, tutti assieme contro i sovranisti, ma allora a quel
diventa molto più semplice, diventa molto più chiaro, molto più lineare, e si capisce che in realtà la divisione vera non è fra destra e sinistra, centro, cose di questo tipo, ma è fra più Europa e meno Europa, che è quello che abbiamo cercato di far capire nella nostra campagna elettorale per le europee. Per cui se uno pensa di fare cordoni sanitari e di limitare così chi vuole cambiare le cose, sta semplicemente creando le condizioni per una disfatta futura, e se Trump riuscirà a vincere negli Stati Uniti, questa disfatta diventerà probabilmente ancora più veloce. Abbiamo un'altra telefonata, senatore. Attendiamo. Pronto? Chi è là? Pronto, Padania Libera, Italia Libera, Robby da Bergamo. Un grande Buongiorno. saluto a Claudio Borghi. Vorrei dirle che forse i padani non la meritano così tanto. Volevo farle un paio di domande. Secondo lei le varie privatizzazioni che la Meloni sta facendo non le sembrano un po' troppe, anche le varie vendite di partecipazioni? Poi una seconda domanda, l'innalzamento dell'elettromagnetismo per quanto riguarda il 5G votato in Parlamento, non pensa che possa essere pericoloso? E una parolina ad Antonino Danna, scusi, io so che sono stato bannato da lei e insultato, non me la prendo, però lei ha osato telefonare nella mia trasmissione e dire che Israele si era fatto l'attentato il 7 di ottobre, e quando io le ho detto allora anche morire dei bambini, ha risposto beh, quella è propaganda. Io trovo abominevole quello che lei ha detto e glielo ripeto ora pubblicamente. Non è essere bannati, è vergognoso dire queste cose. Mi spiego? Grazie. Prego, senatore. Vedo che avete delle questioni che risalgono a telefonate lontane. Uno che telefona a una radio nazionale dice che secondo lui è tutta propaganda, che Hamas abbia ammazzato i bambini facendoli a pezzi e mettendoli nei forni, insomma, credo che può anche evitare di telefonare e dire determinate cose. Va bene la libertà di parola, ma arrivare a questo punto anche no. Prego, possiamo andare. No, più che altro, diciamo, io sono stato anche lì in Israele, in Palestina, con il Copasir e così via, non lo dicono neanche i palestinesi, ecco, cioè, nel senso, se fosse stata la messa in scena così di questo tipo, almeno i palestinesi direbbero, ma guarda, cioè, l'hanno fatto loro per avere la scusa di fare la guerra, così, ma non lo dicono neanche loro. Quindi diciamo che più che altro mi sembra assolutamente non esistente dal punto di vista fattuale. Però, ecco, la ringrazio perché stavolta a parlare un uomo delle istituzioni, non il titolare del blog non me lo dicono.com, per cui se ve lo dice uno che fa parte del Copasir ci possiamo fidare. Grazie. Guardi, grazie proprio a livello di favore personale. Prego, senatore. Ve lo dico semplicemente perché sono andato lì personalmente, ho parlato anche con i capi dei servizi segreti della Palestina, a Ramallah sono stato, che è un ambientino che consiglio a qualcuno di ogni tanto di fare una visita, si capiscono tante cose, perché insomma noi volevamo sentire tutte e due le campane, no? Quindi siamo andati a parlare sia con gli israeliani, siamo andati a parlare con i palestinesi, e ovviamente tutti la pensano al contrario su un milione di cose. C'è chi dice che è stata assolutamente sproporzionata la reazione, chi dice che non è la cosa giusta, insomma, cioè, su quello si discute di tutto, ma sul fatto che ci sia stato quel tipo di attentato di Hamas e questo tipo veramente nessuno dubita, ecco, non so come dire, quindi neanche i palestinesi stessi, per cui insomma questo lo dico perché per testimonianza personale, insomma, no? Cioè, ci sono stato. E invece tornando alle nostre questioni, sull'elettromagnetismo purtroppo non so nulla. Mi hanno assicurato gli esperti
diciamo indipendenti, quindi non gente del governo o contro il governo, insomma gente che avevo interpellato, che i nostri livelli sono tra i più bassi al mondo, ecco. Per cui non mi sembra che sia al momento particolarmente preoccupante, però veramente non me ne intendo. Il primo punto invece era... il primo punto era, non me lo ricordo più, però abbiamo un'altra telefonata, senatore. Pronto, chi è là? Pronto, sono Giuseppe di Varese. Chiarissimo, buongiorno. No, volevo dire che purtroppo tu hai la guida della signora Lima e purtroppo l'uomo è capace di tutto. Abbiamo visto anche cosa è capace di fare in pandemia, in Ucraina, e non si può escludere niente purtroppo questo punto, perché la verità non emergerà mai, va bene? Bene, grazie. Quindi non importa che ci sia andato persino uno che è andato a parlare coi servizi segreti, la verità non emergerà mai. Quando il complottismo arriva ad avvelenare i pozzi così, non abbiamo altro da aggiungere. Senatore, noi siamo in chiusura. Quali sono i suoi prossimi impegni questa settimana? Beh, allora, dunque, io, come ben sapete, la maggior parte dei miei impegni sono legati al Copasir, quindi anche oggi alle 2 altra riunione. Ormai ci sono talmente tante le minacce in giro per il mondo e l'attentato di Trump non ha ovviamente aiutato a rasserenare gli animi, ecco, mi verrebbe da dire. Che praticamente faccio quasi solo quello, e c'ho pure dei fenomeni che mi tocca querelare, tipo la Gabanelli, no? Così tipo, che dato che io sono costantemente al Copasir, allora mi dà dell'assenteista, no? Sarei un assenteista se non ci andassi al Copasir, ma se vado al Copasir, il Copasir è contemporaneo alle votazioni in aula, o sono Padre Pio che riesco a essere in 2 posti contemporaneamente, oppure da una parte risulto non assente, si badi bene, in missione, perché non sono matti al Parlamento. Se uno va in comitato parlamentare viene indicato come in missione, non assente. Ma evidentemente a qualche fenomeno che vuol far polemica a tutti i costi come la Gabanelli, questo non basta, e mi mette di mezzo insieme con gli assenteisti, io che avrò il 99% credo delle presenze al Copasir, e pazienza. Quindi ho riunioni per quasi tutta la settimana del Copasir, mentre invece in aula, appunto, si attende che in commissione abbiano finito di scannarsi, anche senza il mio emendamento, quello per abolire gli obblighi vaccinali, e quando arriverà in aula ci sarà il decreto liste d'attesa da votare. Questo è più o meno il menù della settimana, ma diciamo che ci sono tanti decreti che devono arrivare in scadenza prima, diciamo, della pausa estiva, che a questo punto rischia neanche di esserci, perché ci hanno già detto di scordarsi le vacanze e per la prima e anche per la seconda settimana d'agosto, perché c'è un sacco di roba in scadenza, quindi pazienza, insomma, vedremo di chiudere tutte le questioni, perché sai, il governo fa un po' così, tira i decreti come se fossero dei siluri, no? E poi dopo arrivano in Parlamento che si ingolfa, poverello. È che il Parlamento non ha molta capacità di manovra, se no li potrebbe eludere. No, lì proprio te la prendi nella fiancata il siluro, perché il decreto ha 60 giorni di tempo per essere convertito. Se non viene convertito entro 60 giorni cioè scade, diciamo, è come se, sì. Però è un bel problema, perché però la Corte Costituzionale a suo tempo aveva fatto un cazziatone ai governi già negli anni 90 su quest'uso e abuso dei decreti legge. Sì, ma bisogna stare molto attenti, perché il Parlamento poi dopo a un certo punto si incazza, no? Perché il governo sembra che possa fare quello che vuole, che sia onnipotente o similari, e la riduzione dei parlamentari non ha certo aiutato, no? A dare peso al Parlamento come contrapposizione.
Però arriva a un certo punto, può fare tutto finché il Parlamento gli dice che può farlo, poi a un certo punto il Parlamento gli girano le balle, comincia a votarti contro su qualcosa e allora poi suona la sveglia. Quindi insomma va bene il governo, posso capire che tutti abbiano le loro esigenze, ma l'attività legislativa dovrebbe tornare molto di più in Parlamento, perché se no altrimenti tanto va altro che premierato, cioè qui c'è il governato, ecco, non so come dire. E invece poi il problema è che per strada poi ci sono io invece a parlare con la gente, no? Cioè mentre magari dei tecnici, che ne so, per il caso della salute, Schillaci, no? Cioè, tanto per dirne una, decide i decreti e così via, poi per strada però a parlare con gli elettori ci sono io, non c'è mica lui. Benissimo, allora senatore, noi ci ritroviamo il 23 di luglio, grazie del suo tempo e alla prossima con un'altra scuola di magia. Grazie Antonino, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, un saluto. E allora noi chiudiamo qui, adesso la programmazione della rete e poi stasera alle 13 abbiamo Semivarin, non perdete l'intervista che ho realizzato con Anna Cisint su Islam ed Europa. Ringrazio Semmi che mi ha dato ospitalità nella sua bellissima trasmissione. Alle 18 filo diretto e naturalmente con l'inossidabile Pier Vittorio Scimia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Scuola di Magia. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care.